complimenti per quello che avete organizzato. Io credo che il tema delle indagini, così come tutte le varie fasi e i vari interventi dei vari operatori nei vari settori nella materia del contrasto alla violenza di genere, non possa prescindere da ciò che ci hanno detto coloro che mi hanno preceduto. Qualunque operatore, intendo per operatore servizi sociali, avvocati, psicologi, psicologhe, consulenti di parte, pubblici ministeri, giudici di qualunque livello, primo, secondo, terzo grado, non siano in grado di svolgere fino in fondo il loro lavoro, intendo giudici penali e giudici civili, se non hanno chiaro ciò che c'è dietro la violenza di genere. L'avete detto, quindi non devo aggiungere nulla rispetto a quello che è stato accennato, se non confermare che il vero problema è la conoscenza del fenomeno e quindi il problema di carattere culturale che è alla base, quindi la concezione proprietaria dell'uomo nei confronti della donna, che poi è sostanzialmente alla base della violenza di genere. Se non si capisce questo è difficile poi intervenire in concreto. Così come è necessaria una rete che operi in questo settore, perché se il pubblico ministero da solo, certo il pronto soccorso, ma non è che può risolvere l'universo mondo, è necessaria un'attività seria di prevenzione. Aggiungo nella premessa che molto è stato fatto negli ultimi anni sotto il profilo della preparazione, della formazione, degli interventi pubblici, dei corsi che voi, soprattutto l'avvocatura, devo dire, è molto presente in questo settore, la magistratura un po' meno, quindi ne stiamo parlando e ne stiamo parlando tanto, e probabilmente se dovessimo fare una valutazione tra quanto si parla e quanto si fa in concreto ci sarebbe uno scarto enorme nel risultato, perché poi i risultati sono scarsi e i risultati soprattutto sono a macchia di leopardo sul territorio nazionale. Parlo per la magistratura, non mi permetto di parlare per l'avvocatura, perché probabilmente in alcune zone del territorio italiano l'applicazione della legge sul codice rosso o comunque il contrasto alla violenza di genere funziona e funziona discretamente, in altre zone funziona male. Questo ce lo dobbiamo dire con molta chiarezza. È sempre sotto il profilo della concretezza, perché io darei un taglio concreto al mio intervento e vi faccio due domande. Ovviamente sono retoriche e non dovete rispondere, ma le faccio anche ai corsi di formazione dei magistrati. Quanti di noi, e quindi mi ci metto comprendendo tutti gli ascoltatori, conoscono la Convenzione di Istanbul? Quanti di noi hanno letto in provvedimenti dei magistrati civili o penali la Convenzione di Istanbul, che applicano una norma della Convenzione di Istanbul? Io credo che il risultato sia molto scarso, perché c'è una scarsa conoscenza di questa normativa, che poi è fondamentale per capire cos'è la violenza di genere e per dare attuazione. Quando parlo della Convenzione di Istanbul ne avete già parlato, è una legge dello Stato. Non vi parlo di altre convenzioni, se vi dicessi la CEDAW penso che ancora meno la conoscono. Questo per dire che poi in concreto non sempre troviamo dei risultati. Cerchiamo di andare ora sempre più nel dettaglio. Pubblico ministero. Lei, avvocata che mi ha preceduto, ha detto il ruolo importante del pubblico ministero nella fase delle indagini, ma il pubblico ministero in realtà, anzi la Procura della Repubblica, è l'unico soggetto che interviene da prima dell'inizio delle indagini a dopo l'esecuzione penale, quindi dopo che viene messa in esecuzione la pena con condanna definitiva, ed è un soggetto che interviene obbligatoriamente nei processi civili di separazione e divorzio, perché è obbligatoria la presenza del pubblico ministero. E aggiungo, forse i più giovani degli avvocati e delle avvocate non lo sa, ma in base a una norma del 1941 il pubblico ministero veglia sull'applicazione della legge. Quindi, come dire, ha un ruolo, devo dire, molto importante, che deve essere esercitato bene. Perciò in questo settore, nel settore del contrasto alla violenza di genere, dove ci vuole un intervento, diciamo, in numerosissime fasi, è il soggetto che può dare quel qualche cosa in più
nel contrasto alla violenza di genere. Perché faccio solo 2 o 3 esempi e quindi sforo rispetto al tema che mi è stato dato delle indagini preliminari e tocco i temi che riguarderanno altri relatori di oggi o relatori di altre lezioni. Per esempio, come procura ci siamo organizzati e monitoriamo tutte le scarcerazioni, quindi successive, nel corso negli ultimi 6 mesi prima della scarcerazione, monitoriamo tutti coloro che sono stati condannati per reati di violenza di genere che stanno per essere scarcerati, per vedere se l'effetto rieducativo della pena è stato raggiunto, o se non è stato raggiunto chiediamo l'applicazione di una misura di prevenzione, in modo tale che al momento della scarcerazione sia sottoposto, ovviamente dopo che il Tribunale misura di prevenzione è intervenuto, ma lo dirà poi una relatrice successiva, all'atto della scarcerazione immediatamente scatta la tutela in favore della persona offesa, ex persona offesa, col divieto di avvicinamento come misura di prevenzione. Oppure l'intervento nei procedimenti civili, cerchiamo di curarlo nella massima misura, perché la interconnessione tra processi penali, anche procedimenti, e processo civile, in particolare quando ci sono minori e ci sono episodi di violenza, è fondamentale per portare la conoscenza del pubblico ministero all'interno del processo civile, e ci stiamo orientando ultimamente, e questa sarà un'applicazione di qui a breve, di nominare anche dei consulenti di parte del pubblico ministero, proprio per cercare di avere una presenza costante in materia di accertamento della responsabilità genitoriale. Come vedete sto toccando una quantità di temi. Riprendiamo il tema delle indagini preliminari. Che cosa fa questo pubblico ministero e che cosa può fare per cercare di intervenire nel contrasto alla violenza di genere? Per quello che riguarda la nostra applicazione è prima di tutto cercare di far emergere la violenza di genere, perché se io non ho denunce, non ho indagini preliminari da svolgere. Se ho poche denunce, ho poche indagini preliminari da svolgere, e quindi cercare in qualche modo di far conoscere sul territorio che c'è una struttura organizzata come Procura della Repubblica, quindi c'è un gruppo specializzato di magistrati idoneo a trattare la gran quantità di processi che possono arrivare, e una polizia giudiziaria specializzata e reattiva e che crede alle donne e che non le rimanda a casa dicendo è un mero conflitto o una mera lite familiare. Ecco, questa è la prima attività che deve svolgere il procuratore della Repubblica per poter poi svolgere le indagini preliminari. E questo è possibile, ovviamente attraverso direttive alla polizia giudiziaria, ne parleremo di qui a un attimo un po' più in dettaglio, e attribuendo risorse adeguate ai magistrati di questo settore. E dare un po' di fiducia nel territorio, no? Per esempio, dare un'informazione corretta su quali sono i diritti delle persone offese, e quindi c'è un'apposita guida che viene consegnata alle donne che si presentano per denunciare o che sono avvicinate comunque in questo settore. In ospedale ovviamente abbiamo il sistema Codice Rosa che un po' funziona in tutta Italia, dove vengono spiegati tutti quelli che sono i diritti, perché poi se non abbiamo persone e donne vittime, io non amo fasce deboli, amo dire vittime, che sono in grado di riconoscere la violenza e quindi poi di denunciarla, evidentemente le indagini non le possiamo svolgere. Ancora, e facciamo un passo ulteriore perché cercherò, come dire, di toccare tutti i punti fondamentali nel poco tempo che abbiamo. Dobbiamo offrire, noi siamo il pronto soccorso, la Procura della Repubblica non è altro che il pronto soccorso. Se la Procura della Repubblica funziona, può offrire che cosa alle persone che sono vittime di questi reati, che poi sono le donne nel 90% dei casi, e dobbiamo offrire tutela, cioè dobbiamo garantire la loro sicurezza, dobbiamo garantire l'allontanamento o la misura cautelare comunque nei confronti dell'autore dell'autore del reato, poi ci sarà il processo, e dobbiamo metterle in sicurezza. Che cosa possiamo fare in concreto? La nostra organizzazione è questa, e quindi andremo a toccare anche il tema dell'applicazione del Codice Rosso. Prima di tutto, applicazione
di tutte le norme che esistono nel codice di procedura penale. Anche questo tema sarà toccato dopo: applicazione dell'arresto obbligatorio nei casi previsti 612 bis e 572, applicazione obbligatoria dell'allontanamento nei casi previsti. Abbiamo, non voglio dare i dati, noi abbiamo circa 1000 denunce all'anno in materia di codice rosso, diciamo negli ultimi 4 anni sono raddoppiate da 500 a 1000, abbiamo 80 misure precautelari, cioè arresti fermi o allontanamenti. Così come ci vuole un'attività veloce del pubblico ministero nello svolgere l'attività di indagine per offrire tutela. E anche in questo caso abbiamo su 1000 denunce 80 misure precautelari, abbiamo 80 misure cautelari che sono state chieste e ottenute dal pubblico ministero. Quindi, come vedete, un 15% delle denunce che sfociano in una misura cautelare che offre una tutela immediata. Ma avviare le indagini e avere poi una persona che non è in grado di sostenere il procedimento lungo e complicato rischia di rendere inutili le indagini che andiamo a svolgere e l'arresto. E quindi è necessario, come si dice, una situazione di sostegno alle donne che denunciano, e abbiamo ovviamente, come li avrete anche voi sul territorio, i centri antiviolenza che intervengono per offrire il sostegno anche prima della denuncia, ma che intervengono anche dopo, così come abbiamo un'avvocatura, parlo dell'avvocatura di Tivoli, noi siamo Roma Est in sostanza, da oltre Roma, diciamo raccordo anulare, fino all'Abruzzo 600.000 abitanti. L'impegno che c'è stato è quello che state portando avanti voi, cioè un'avvocatura specializzata in questo settore che sia in grado di offrire sia un'adeguata informazione e difesa dell'indagato, perché bisogna difendere l'indagato e bisogna difenderlo bene e farlo assolvere o meno a secondo di quello che accadrà nel processo, ma bisogna essere anche specializzati nel difendere le persone offese. Quindi un albo interno, naturalmente, di persone, di avvocati specializzati in questo settore. Vedete come piano piano stiamo costruendo quello che accade, così come prevediamo degli interventi immediati. Di qui a breve ci sarà un supporto, un gruppo di supporto di psicologi, servizi sociali e centri antiviolenza nel caso di applicazione di misura cautelare o misura precautelare per sostegno nei confronti della vittima, perché l'esperienza dimostra che se non c'è questo sostegno abbiamo i ridimensionamenti e le ritrattazioni e le assoluzioni, così come l'esperienza dimostra che quanto più è lunga la durata del processo, tanto più aumentano le assoluzioni. Questo parlo per la nostra esperienza. Ormai i processi con misura cautelare si completano nel giro di un anno e mezzo, l'80% sono condanne, quindi come dire vuol dire che si riesce a reggere. Come strutturiamo l'attività investigativa sul territorio? Le indagini le fa il pubblico ministero, ma il primo recettore dell'attività investigativa è la polizia giudiziaria. Quindi è stata emanata una direttiva con delle indicazioni precise a tutte le forze dell'ordine del territorio, circa 1000 tra carabinieri e polizia, e poi è stata curata la formazione. Ovviamente nulla è perfetto e molto c'è da fare e bisogna controllare continuamente che come viene applicata questa direttiva, perché sennò non andiamo da nessuna parte, scusate la semplicità del termine. Cosa fa la polizia giudiziaria? Per esempio, ogni volta che interviene, perché sappiamo che una prima modalità di ricezione della notizia di reato è l'intervento di carabinieri e polizia chiamati d'urgenza sul posto o dalla donna vittima o dal vicino o da qualcuno, e vivaddio sempre più spesso qualcuno telefona al 112 o al 113 per farli intervenire. Polizia e carabinieri che intervengono sanno esattamente che cosa devono fare, cioè non devono mettere pace, non devono trovarsi, non possono dire che si trovano di fronte a una lite domestica, ma devono fotografare la situazione, mettere in sicurezza naturalmente donne e bambini se è necessario, ma anche se hanno la sensazione che la situazione si sia calmata, devono fotografare esattamente la situazione, vedere se ci sono
oggetti rotti, se la donna è impaurita, se i bambini sono impauriti, qual è l'atteggiamento dell'uomo, descriverlo, cioè ci fotografano esattamente una situazione che poi può essere valutata, ovviamente quando non arrestano o meno, ma che consente al pubblico ministero poi di valutare anche se procedere d'ufficio, perché sapete che ovviamente di fronte alle sovrallusioni si procede ai danni della donna, si procede a querela, per i maltrattamenti si procede d'ufficio. Così come procediamo d'ufficio ovviamente se ci viene segnalato da un estraneo. E devo dire che attraverso questa attività vengono avviate una serie di attività investigative, una serie di attività, ovviamente ci vengono comunicate subito le notizie di reato, il dato positivo della legge sul codice rosso, e vado a fare dei riferimenti, che impone alla polizia giudiziaria di comunicare immediatamente le notizie di reato in questo settore. Le ha equiparate, il 347, quindi do anche qualche informazione. Il 347 del codice di procedura penale è stato modificato nel senso che, così come per la criminalità organizzata, per i reati di codice rosso, la polizia giudiziaria deve informare immediatamente il pubblico ministero. Quindi il legislatore ha, come dire, ha offerto un dato culturale agli operatori in questo settore: massima velocità. E infatti, devo dire, nel nostro territorio già prima avevano l'ordine di procedere in questo modo. E quindi immediatamente in grado il pubblico ministero di procedere ad attività di indagine. Verrò di qui a un attimo a quello che fa il pubblico ministero. Sempre sulle attività di indagine, su ciò che è dietro le attività di indagine, l'altra modalità ovviamente di conoscenza delle notizie di reato è la presentazione della donna presso l'ospedale per farsi curare. Sappiamo che non denunciano quasi mai, è stato creato, come c'è in molti ospedali, un apposito percorso codice rosa, purtroppo solo su 3 su 5 ospedali l'abbiamo, per cui c'è un collegamento col centro antiviolenza, vengono raccolte le informazioni dalla polizia giudiziaria, vengono messi insieme i precedenti, se ci sono precedenti denunce, così come gli operatori che vanno sul posto, ritorno al dato precedente, verificano se prima ci sono stati altri interventi, per poi fare una comunicazione al pubblico ministero. Terzo modo col quale riceviamo le notizie di reato e quindi poi avviamo l'attività di indagine è la donna che si presenta a denunciare. Qui abbiamo tipologie, diciamo, di chi si presenta già con la querela predisposta, ma una gran parte di persone si presentano senza la querela e la denuncia. A volte si presentano per chiedere consiglio. Nel chiedere consiglio in realtà vanno a rivelare dei maltrattamenti patiti. La polizia giudiziaria ha l'obbligo di segnalarci con annotazione tutte le situazioni di possibili maltrattamenti, anche se non viene presentata denuncia. Se viene presentata denuncia o querela, come sapete, e quindi questa è l'altra informazione, Codice Rosso ci ha imposto come pubblici ministeri di sentire entro 3 giorni la donna. Come dico io, 3 giorni possono essere tanti o possono essere pochi, ma anche in questo caso il legislatore ci ha mandato un messaggio culturale e ha voluto, come dire, richiamare i pubblici ministeri a fare attenzione in questa materia, a non tenere fascicoli fermi troppi giorni. Abbiamo dato una direttiva alla polizia giudiziaria per cui all'atto della presentazione della denuncia o querela, nello stesso momento, anche se è scritta la denuncia o querela, sentono la vittima, cercano di assumere tutte le informazioni possibili per dare al pubblico ministero già un'attività di indagine che consenta di prendere delle decisioni. E ovviamente, poiché questa attività non deve essere burocratica ma deve essere reale, devono necessariamente porre alla vittima le domande che abbiamo predisposto, che sono anche un po' la valutazione del rischio. Non voglio dire che sono SARA, la tecnica SARA, ci mancherebbe altro, sono un po' più generali, ma danno delle indicazioni precise. E quindi raccogliamo subito quelle famose informazioni che ci servono per decidere. Ancora, per assicurare la genuinità e poi la tenuta al dibattimento, abbiamo previsto anche la videoregistrazione della presentazione delle denunce. Cosa fa il pubblico ministero una volta che arrivano? Quanto tempo ho ancora? Chiedo all'organizzatore. Ho ancora 10 minuti? Pronto? Sì, dottor Mendito. Ok, grazie. Che cosa fa la procura nelle attività di indagine?
primo, ci deve essere un numero adeguato di magistrati. Secondo, devono essere magistrati formati, perché i magistrati sono uomini e donne come gli avvocati e come tutti i cittadini. Quindi se non hanno un retroterra culturale in grado di comprendere se c'è o non c'è violenza, e sapete che la violenza, vi è stato detto, è anche economica o psicologica, anzi spesso quella economica, voglio dire, è molto presente nel nostro territorio e credo in tutta Italia. Il magistrato esamina, ovviamente abbiamo un turno magistrati quotidiano sul codice rosso per poter intervenire immediatamente se necessario, e i GIP, devo dire, sono abbastanza veloci poi ad adottare le misure cautelari. Quindi viene esaminato già, come ho detto, un prodotto non grezzo, ma un prodotto lavorato che consente di decidere che cosa fare, e svolge il suo lavoro il pubblico ministero. Se può, già chiede una misura cautelare a tutela della persona offesa, oppure svolge gli approfondimenti. Quali sono gli approfondimenti? Io chiedo scusa, non riesco a leggere le domande, quindi non sono in grado di rispondere perché sono al telefonino. Qual è l'approfondimento che fa il pubblico ministero? È un approfondimento adeguato in base al caso concreto. Ovviamente anche noi archiviamo, ovviamente quando non ci sono elementi per procedere, ovviamente dopo aver sentito la persona offesa e aver fatto un minimo di indagini. L'attività investigativa è quella di supportare, di verificare se la notizia di reato è fondata e di avere tutti gli elementi necessari, se la riteniamo fondata, per giungere a condanna. Questo è il mestiere del pubblico ministero, né più né meno. E quindi abbiamo sia l'attività tradizionale, che è quella eventualmente di riascoltare la vittima o di sentire i testimoni, i vicini, come sapete è molto importante, i parenti, raccogliere tutte le informazioni possibili, oppure, scusate, e quindi nel raccogliere queste informazioni le fa nei limiti del possibile il pubblico ministero. Le deleghe a volte alla polizia giudiziaria del territorio, che come sapete, vi ho detto, abbiamo cercato di formare e che ha delle deleghe, deve far fronte a delle deleghe molto puntuali, oppure abbiamo un nucleo specializzato di aliquota di polizia giudiziaria, quindi all'interno della Procura della Repubblica, che sente queste persone. Devo dire, sono tutte donne in questo momento, le appartenenti a questa squadra sono 3, non sono moltissime. Noi come dire, abbiamo 8 pubblici ministeri, dovrebbero essere 11, quindi come dire, è un nucleo comunque di 3 persone che è sensibilizzata ed è specializzata nell'ascoltare le vittime di questi reati, e che, voglio dire, lavorando a fianco con noi, io alzo il telefono, la faccio salire e le do la delega, e dopo qualche ora viene sentita la donna in alcuni casi, cioè consente al pubblico ministero di essere molto operativo rispetto a questo. Dopodiché, come vi ho detto, procediamo anche d'ufficio, cioè senza necessità della denuncia. Abbiamo avuto molti casi in cui o casualmente la polizia giudiziaria è venuta a conoscenza della situazione, per esempio per un litigio, perché appariva un litigio avvenuto per strada e ha raccolto qualche informazione, perché talvolta le donne non abbiamo il tempo ovviamente per parlare del perché le donne non denunciano, però talvolta la donna ci ha fatto capire che voleva segnalare, ma non voleva denunciare, non voleva apparire lei, colei che aveva denunciato il compagno, il partner. L'avete detto, anche i nostri dati sono che l'80% di questi reati è commesso da partner o ex partner, e quindi si avvia l'attività. Cosa significa, oltre che sentire tutte le persone informate? Significa utilizzare tutti gli strumenti di indagine che utilizza un pubblico ministero, intercettazioni telefoniche, intercettazioni ambientali. Certo, non sempre, perché ovviamente non abbiamo risorse infinite, abbiamo risorse limitate, ma posso dire proprio recentemente, per esempio, un collega bravissimo, non c'era nessuna denuncia attraverso l'intercettazione, in questo caso era una madre maltrattata dal figlio, nessuno voleva denunciare nel contesto ambientale, tutti negavano. L'intercettazione ambientale ci ha consentito di acquisire tutte le informazioni necessarie per ottenere la misura cautelare, e devo dire siamo arrivati a condanna dopo un anno, quindi ha tenuto anche la signora, la povera signora, e devo dire che ora vive felicemente con la figlia che non viene più maltrattata. Quindi, come dire, il pubblico ministero non deve limitarsi nelle attività investigative, non deve
lui ridimensionare, ma deve svolgere l'attività che è il suo mestiere. Come può tenere un processo al dibattimento? Perché, ripeto, questa è l'attività del pubblico ministero. Poiché spesso avevamo i ridimensionamenti al dibattimento, noi abbiamo compreso che era necessario incrementare gli incidenti probatori. Gli avvocati che ci ascoltano sanno perfettamente cos'è l'incidente probatorio, un'anticipazione della raccolta della prova, ovviamente nel contraddittorio, quindi quando è ancora fresco il commesso reato, soprattutto se c'è una misura cautelare in atto e se il violento è stato allontanato, la donna è più libera nell'esprimere ovviamente la verità. Per esempio ci siamo accorti che i GIP, i giudici delle indagini preliminari, ci negavano gli incidenti probatori per una serie di ragioni che non sto qui a dirvi. La Procura della Repubblica ha fatto ricorso per Cassazione e abbiamo avuto un'affermazione della Corte di Cassazione per cui è abnorme l'incidente probatorio rigettato dal giudice delle indagini preliminari per questa tipologia di reati, proprio perché Cassazione e anche la Corte Costituzionale con la recente sentenza 1 del 2021 che ha detto ai GIP è obbligatorio concedere, anzi ammettere al gratuito patrocinio le persone offese di questi reati perché l'interesse a far emergere il reato e a tutelarle è prevalente rispetto a un accertamento burocratico che viene fatto. E quindi la Corte di Cassazione ci ha dato ragione e con l'incremento sono triplicati gli incidenti probatori che noi svolgiamo come procura. Attraverso questa attività di indagine si cristallizza la prova. Perché è importante cristallizzarla velocemente, oltre che per quello che vi ho detto? Perché se vengono meno gli elementi, immediatamente si chiede l'archiviazione, è interesse dello stesso indagato. Se gli elementi invece ci sono, il processo si porta avanti in maniera blindata, anche se dopo ci sarà un ridimensionamento. Io credo di avere toccato una gran parte, probabilmente avrei tante altre cose da aggiungere, ma credo che le lascerei alle domande. Concluderei in questo senso. La nostra esperienza ci ha dimostrato, mi piace richiamarla, primo, che è necessario comunque la formazione di tutti e che sul territorio si discuta tra avvocatura, magistratura, centri antiviolenza di ciò che accade, di cos'è questo fenomeno. Secondo, ci vuole una formazione di tutti gli operatori anche nello svolgere le indagini, compresi i pubblici ministeri. Terzo, ci vogliono adeguate risorse, parlo come procuratore della Repubblica. Quarto, ci vuole una continuità nel seguire dal momento, come ho detto all'inizio, prima della presentazione della denuncia alla fase successiva e durante tutto il procedimento. Chiudo veramente dicendo questo. Io sono napoletano, probabilmente molti di voi l'avranno sentito dall'accento che è rimasto, pure se vivo a Roma ormai da 10 anni. E per 15 anni mi sono occupato di criminalità organizzata, ero a Napoli, mi occupavo di sequestri di patrimoni della camorra, insomma, e comunque di lotta alla criminalità organizzata, e vi devo dire che era semplice. Certo, avevamo di fronte dei criminali incalliti, ma era chiaro chi erano i buoni e chi erano i cattivi, e tutti volevano utilizzare gli strumenti che avevamo a disposizione, che era un armamentario veramente notevole. Poi in questo momento, diciamo, sono più impegnato, oltre che su tutte le cose, anche sul contrasto alla violenza di genere, e per la mia esperienza in questi 4 anni, quasi 5, è molto più complicato contrastare la violenza di genere rispetto al contrasto alla criminalità organizzata, perché chiarire chi è buono e chi è cattivo, qui probabilmente possiamo essere tutti d'accordo, ma appena usciamo da qui si incomincia a dire ma quella è una querela strumentale, ma perché ha denunciato? Probabilmente lo fa per ottenere i soldi, senza sapere, come risulta dalle nostre intercettazioni e dalle dichiarazioni, che le donne a volte sono costrette ad accogliere progetti di separazione consensuale
per ottenere un certo assegno, e sono invitate o costrette a ritirare le denunce. E potrei fare, o donne che ci hanno detto durante le denunce: io non volevo denunciare perché avevo paura che venissero i servizi sociali e mi togliessero, il tribunale per i minorenni mi togliesse i figli. Ecco, quindi grazie a chi si occupa di questo settore. È complicato, però i passi avanti li stiamo facendo. La magistratura, insomma, una buona parte della magistratura cerca di fare la propria parte. Grazie. Vi ringrazio per l'invito. Io ho preparato delle slide per il mio intervento in modo da focalizzare bene l'argomento di cui parliamo. Le rispondo subito. La valutazione del rischio è fondamentale nei casi di violenza domestica o di genere. È fondamentale come misura preventiva per evitare il rischio di recidiva, di escalation della violenza o anche di rischio poi di commettere un femminicidio. Quindi è fondamentale per tutti gli operatori che a vario titolo si occupano di violenza di genere. Io ringrazio il dottor Menditto anche che mi ha preceduta, conosco nello specifico il protocollo attivato a Tivoli ed è veramente prezioso come spunto di lavoro. Allora provo a condividere. Allora, alcuni argomenti sono stati naturalmente già toccati. Io andrò velocemente e eventualmente mi bloccate se il tempo è poco, se mi dilungo su alcuni aspetti. Ecco, cominciamo dal perché è importante conoscere e approfondire la valutazione del rischio. La valutazione del rischio innanzitutto ha come presupposto il concetto dell'azione della violenza come una scelta di agire. Questo è il principio su cui si basa la valutazione del rischio. La violenza è una scelta, influenza fattori sociali, biologici, neurologici, individuali di colui che maltratta. Non si tratta di un approccio deterministico, si tratta di capire cosa cercava di ottenere, di dimostrare o di comunicare il maltrattante nel momento in cui decide di agire violenza nei confronti della partner in quella determinata circostanza. Questa decisione è influenzata, come ho detto, da una serie di fattori che possono essere di tipo neurologici, di tipo patologici o psicologici, l'essere esposti a modelli violenti, per esempio nell'infanzia, e atteggiamenti che giustificano la violenza. Quello che è importante da tenere presente è che il comportamento violento va visto come una modalità di gestione e di esercizio di potere e di controllo all'interno della coppia per mantenere lo status quo. Quindi la violenza può essere la risultante dell'adeguamento a dei modelli violenti. Prima di inoltrarci nell'argomento della violenza, della valutazione del rischio, è importante e fondamentale conoscere come viene agita la violenza. La violenza viene agita, è stata studiata storicamente da Leonore Walker nel 1979, da cui è partita la teoria del ciclo della violenza. Esistono delle fasi ben identificabili del ciclo della violenza che ripercorriamo insieme alle donne nel corso del colloquio presso il centro antiviolenza. La prima fase è la costruzione della tensione,
quindi la donna sempre dice che ha la sensazione di camminare sulle uova, non sa bene come muoversi, come modificare il proprio comportamento e ha la sensazione di poter controllare la situazione, di poterla gestire. La seconda fase è l'esplosione della violenza e è la fase diciamo in cui la donna può decidere poi di chiedere aiuto. È importante tener conto che ogni donna ha un proprio tempo, ogni donna ha un proprio percorso, quindi esistono tanti stereotipi ed esistono tanti preconcetti rispetto al perché una donna non chiede aiuto. Bisogna sempre ricordarsi che la violenza avviene in una relazione intima, quindi non è facile per una donna andare a chiedere aiuto rispetto a dei comportamenti violenti che vengono agiti dal compagno. La terza fase è la luna di miele, quindi l'uomo violento teme di perdere la compagna, vuole ristabilire la propria relazione di controllo e quindi cerca di mantenere, di convincere la donna che ha sbagliato e che non lo rifarà più e fa delle grandi promesse. Questi sono di solito dei momenti in cui ci sono promesse di matrimonio, in cui avvengono dei falsi cambiamenti. Ma come avviene tutta la dinamica della violenza? La violenza avviene in maniera, noi la individuiamo come una spirale, quindi la violenza nel tempo cambia, si intensifica e avviene sempre un'escalation degli agiti violenti. L'uomo ha come obiettivo di mantenere il controllo. Esistono anche altre diciamo, teorie rispetto alla modalità di mantenere il potere del controllo. Quindi esiste la fase di instaurazione del legame in cui la relazione è nuova, la donna descrive sempre questo inizio della relazione come una relazione come tutte le altre in cui l'uomo l'ha conquistata magari per la sua gentilezza e per i suoi gesti d'amore. C'è poi la fase in cui gli agiti violenti cominciano e le donne tollerano le violenze a causa degli aspetti positivi della relazione, quindi cerca di perdonare o di trovare delle scusanti anche esterne alla relazione. E poi la donna comincia a riconoscere piano piano la violenza, a comprendere che cosa sta avvenendo, e questo di solito avviene quando intraprendono anche i percorsi presso i centri antiviolenza. Un punto importante è quando la donna si rende conto che sono i bambini che insieme a lei sono esposti alla violenza, o quando questi bambini cominciano a crescere e spesso si interfacciano quindi con il maltrattante, si frappongono tra la madre e il papà. Dopo un periodo di assestamento e di superamento degli ostacoli, la donna poi può decidere di interrompere la relazione violenta e anche di separarsi. Ho sentito che è stato approfondito già nelle lezioni precedenti la differenza tra violenza e conflitto, quindi vado veloce. La violenza è un'azione irreversibile, è basata sul tentativo di eliminare l'altro, quindi non c'è un modo di discutere in maniera diciamo di equilibrio, mentre il conflitto invece è un qualcosa di reversibile, cioè ci può essere anche una discussione animata, ma c'è la possibilità di cambiare idea, ed è basato sul concetto che esiste un problema che può essere risolto. Alla base c'è il rispetto. La violenza invece è basata
il controllo e il potere da parte dell'uomo che agisce violenza, e quindi per farlo deve attivare tutta una serie di comportamenti che devono tenere la donna all'interno di quella relazione, e lo fa attraverso le intimidazioni, le minacce, l'isolamento, spesso attraverso la dipendenza economica, attraverso la minimizzazione o la negazione dei propri comportamenti, e spesso minacciando attraverso, utilizzando il tema dei figli, e attraverso la violenza psicologica, che è presente sempre in tutte le storie che noi ascoltiamo. La tesi è apprendista. In realtà quindi noi siamo Scusate, credo che ci sia un'interferenza. Si sente un'altra voce. Prego, dottoressa. Okay. Allora continuo. Dicevo, la violenza psicologica è presente sempre in tutte le storie che noi ascoltiamo presso il centro, ed è la violenza più difficile da riconoscere, più difficile da descrivere nelle denunce, perché è una violenza molto sottile e che va a minare l'autostima della donna, che va a minare il proprio senso di identità. Le donne arrivano al centro antiviolenza, io lavoro al centro antiviolenza ormai da 15 anni e seguiamo tantissime donne, e tutte le donne arrivano con uno stato di confusione rispetto al descrivere chi sono, al descrivere quali sono i loro progetti, quali erano le loro aspettative, perché arrivano al centro descrivendosi attraverso gli occhi dell'uomo che ha agito su di loro violenza. La violenza quindi non è una perdita di controllo, ma al contrario è un ipercontrollo sulla donna. Quindi il comportamento violento è una strategia utilizzata dal maltrattante proprio per mantenere quel potere all'interno della relazione di coppia. Gli atteggiamenti più estremi, appunto, le azioni più estreme che un maltrattante può agire sono la violenza fisica e sessuale, o le minacce, a volte minacce importanti, che avvengono anche l'utilizzo di armi, o l'utilizzo di tentativi, per esempio, cioè l'utilizzo per esempio dei bambini come strumento di minacce. Qual è il percorso che le donne fanno al centro antiviolenza? Noi nel percorso con le donne ci soffermiamo in prima battuta proprio sull'analizzare quali sono state le dinamiche della violenza agite nei confronti della donna. Ripercorriamo con lei le violenze subite. Come potete immaginare è un percorso difficile, è un percorso duro, perché non è semplice per una donna ripercorrere quello che ha subito. A volte tante donne non riescono neanche a ricordare tutti gli episodi che hanno caratterizzato la storia di violenza che ha subito, ma questo è importante per rielaborare i vissuti emotivi che hanno accompagnato la storia di violenza subita, e anche comprenderne i meccanismi, con l'obiettivo poi finale di restituire la responsabilità a chi ha commesso violenza, perché spesso le donne arrivano quasi tutte da noi con un senso di colpa molto forte, con un senso di vergogna importante, un senso di inadeguatezza, perché spesso non sono credute, spesso non sono sostenute, anzi sono accusate di non saper fare abbastanza, o di non aver saputo tenere la famiglia unita, e questo avviene sia
diciamo, questo aspetto avviene molto nelle famiglie d'origine, mentre all'esterno la donna rischia una vittimizzazione secondaria importante. Nel corso, diciamo, cioè nel ripercorrere le dinamiche di violenza, quello che facciamo è una valutazione del rischio che avviene attraverso l'individuazione di quei fattori o indicatori di rischio che sono presenti nel racconto che verbalizza la donna, per individuare qual è il livello di rischio di escalation in cui può incorrere. Valutazione del rischio che poi viene restituita alla donna e che a volte svolgiamo insieme a lei proprio compilando il SARA che dopo vi mostrerò. La compilazione del SARA io la utilizzo molto come strumento per nella compilazione, diciamo, insieme alla donna, proprio per renderla consapevole e farle proprio vedere visivamente quali sono i fattori critici nella sua storia di violenza che possono metterla a rischio. Effettuata la valutazione del rischio, poi ci concentriamo, diciamo, sul piano di sicurezza da attivare insieme alla donna. Che cos'è la valutazione del rischio? È un insieme di azioni e di valutazioni attraverso le quali è possibile determinare la probabilità che avvenga un evento avverso, per esempio un'aggressione, le conseguenze di quell'evento, il momento in cui l'evento può accadere. In generale si tratta di strumenti che valutano la probabilità che un agito violento possa avvenire per la prima volta, quindi noi lo chiamiamo rischio primario, o riaccadere o aumentare di intensità, rischio secondario, fino a provocare un evento letale. Ed è importante tenere a mente che la valutazione del rischio varia nel tempo. La valutazione del rischio non è ferma, ma è un concetto dinamico. Infatti va svolta poi anche più volte nel corso del percorso per monitorare come evolve la situazione. Quali sono i presupposti a cui ci muoviamo? La valutazione del rischio presuppone appunto la conoscenza del fenomeno di violenza di genere e delle sue dinamiche. Se non conosciamo in maniera approfondita le dinamiche della violenza, sicuramente facciamo una valutazione del rischio errata o comunque non riusciamo ad addentrarci bene in quella che è l'argomento che stiamo affrontando. Una buona valutazione del rischio tiene in considerazione quindi gli aspetti legati alle dinamiche del maltrattamento, alle caratteristiche e ai comportamenti del maltrattante e anche agli elementi di vulnerabilità della vittima che dopo andremo a vedere. Qual è l'obiettivo? Consentire l'adozione di misure di protezione verso la vittima e quindi, come dicevo, anche fare insieme a lei un buon piano di protezione, prevenire il rischio di recidiva o di escalation di violenza, porre in atto strategie atte a prevenire il rischio o limitarne l'incidenza, l'intensità e l'impatto e poi prevenire il rischio di rivittimizzazione. Quali sono gli ambiti di applicazione del SARA ma anche degli altri strumenti di valutazione del rischio? Ne esistono diversi che sono stati studiati nel corso degli anni. Le indagini preliminari, la valutazione del rischio può supportare il PM e il giudice per le indagini preliminari per valutare quali misure cautelari sono più adatte per quella situazione. Nel periodo detensivo il Tribunale di sorveglianza potrebbe beneficiare dell'approccio della valutazione del rischio al fine di decidere se accogliere o meno un'istanza per la modifica della detenzione in carcere con altre forme, per esempio la detenzione domiciliare.
Emissione della sentenza. Il giudice che emette la sentenza può valutare, sulla base della valutazione del rischio di recidiva, di non concedere, per esempio, la sospensione condizionale della pena. In ambito civile è molto importante, può essere, diciamo, utilizzata nei casi di separazione, per esempio, per stabilire l'affidamento dei figli minori, le modalità di visita, ma anche eventualmente decidere la sospensione delle visite. A livello normativo la valutazione del rischio è considerata importantissima nella Convenzione di Istanbul. Nell'articolo 51 si parla della valutazione del rischio e esplicitamente si chiede che le parti adottino le misure legislative per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti al fine di gestire il rischio e garantire la sicurezza. Le parti adottino le misure legislative per garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 prenda in considerazione in tutte le fasi dell'indagine, appunto, e dell'applicazione delle misure di protezione il fatto che l'autore di atti di violenza diciamo possieda o abbia accesso ad armi da fuoco. Anche il piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere ha considerato importante la valutazione del rischio, che rappresenta un metodo di valutazione da mettere a disposizione di tutte le operatrici e gli operatori che si trovano a trattare situazioni di violenza contro le donne. È importante anche per avere un linguaggio comune, un linguaggio che aiuti tutti a prevenire la reiterazione del reato. Lo scopo è quello di promuovere azioni protettive, di sostegno verso le donne appunto, come dicevo, di mettere in atto delle azioni di prevenzione per tutelare la vittima. Devono essere la valutazione del rischio è importante, appunto, questo l'abbiamo già detto, in fase di esecuzione della pena. Le raccomandazioni del Grevio, che sono state pubblicate da poco, sollecitano le autorità italiane ad elaborare le procedure ulteriori, procedure di valutazione e gestione del rischio che ne garantiscano la diffusione nell'ambito di tutti gli enti istituzionali che si occupano di violenza di genere, garantiscano che la valutazione del rischio sia ripetuta appunto in tutte le fasi del procedimento e tengano in conto della paura delle vittime. È molto importante, quando si ascolta una donna vittima di violenza, chiedere che cosa lei teme, quali sono le sue paure. È lei che conosce la sua storia di violenza, è lei che conosce l'uomo che le ha agito violenza, quindi è importante chiederle sempre quali sono i suoi timori e che cosa pensa che il suo partner possa mettere in atto come atteggiamenti nei suoi confronti. Le raccomandazioni del Grevio anche chiedono che vengano garantite le procedure di valutazione del rischio che rappresentano l'elemento cardine di una risposta integrata e coordinata nei casi di violenza di genere, e considerino l'ipotesi di introdurre un sistema per analizzare tutti i casi di femminicidio al fine di prevenirli. Questo aspetto è molto importante, la valutazione, proprio gli studi sul SARA in Italia sono partiti proprio con un progetto Daphne a cui ho partecipato, che studiava proprio i casi di femminicidio per valutare quali erano stati i fattori di rischio che non erano stati riconosciuti per prevenire quell'uxoricidio. Quali sono le scale di valutazione del rischio? Io ho menzionate tre che vengono utilizzate, diciamo, di più nel nostro contesto, ma ce ne sono tantissime. C'è il SARA, appunto, che vi spiegherò a breve,
il DASH, che è composto da 26 domande che valutano la presenza di 4 condizioni: la situazione attuale in cui si trova la donna, la presenza di bambini, la presenza di una storia di violenza che si sta ripetendo da tempo, l'individuazione di un uomo che sta agendo maltrattamento, l'EVA, che è utilizzato dalle forze dell'ordine per gli interventi nei casi delle cosiddette liti in famiglia, e si tratta tutti di strumenti di valutazione del rischio con un punteggio finale che determina il tipo di rischio in cui la donna sta incorrendo. Gli indicatori di rischio sono circostanze, comportamenti, eventi la cui presenza aumenta la probabilità di del perpetrarsi di un agito violento. Non è possibile parlare di causalità, nel senso che non esistono cause della violenza. Questo è importantissimo. Esistono fattori correlati al verificarsi della violenza. L'alcol, l'uso di sostanze, patologie psichiche o psichiatriche non sono la causa dell'azione violenta, ma sono fattori di rischio che si accompagnano alla violenza. Questo è importante anche da restituire alle donne, perché spesso sono le prime a trovare giustificazione attraverso quando è presente qualcuno di questi elementi per giustificare l'agito del proprio partner, ma è importante tenere in considerazione questi aspetti. Gli indicatori di rischio sono universali e sono basati su evidenze. Il SARA, Spousal Assault Risk Assessment. Il SARA rappresenta una checklist con una lista di fattori di rischio che sono legati all'aggressione interpersonale nei casi di maltrattamento. È stato sviluppato in Canada nel 1966 a seguito di un'escalation della violenza. Erano avvenuti diversi femminicidi e lo Stato canadese ha deciso a quel punto di cominciare uno studio molto intenso poiché aveva visto che queste donne uccise si erano rivolte già ai servizi e alle forze dell'ordine e quindi probabilmente non erano stati rilevati nel modo giusto degli indicatori che potevano presagire quei femminicidi. Sono 3 le linee guida. Cioè i criteri a cui rispondono le linee guida. È uno strumento valido scientificamente, è utile clinicamente come prassi e è di supporto, come abbiamo visto, in diversi contesti. Il rischio della violenza è un costrutto multifattoriale, quindi dobbiamo tenere in considerazione la natura del costrutto, quindi qual è il tipo di violenza che può verificarsi, la gravità, quanto grave può essere quella violenza, la frequenza, quanto spesso è avvenuto quella violenza, l'imminenza, quindi con quanta imminenza può avvenire e la probabilità che possa avvenire. Il SARA Plus considera 20 fattori di rischio. In realtà in tanti contesti, anche noi per esempio nei centri antiviolenza, utilizziamo la versione screening del SARA, ma la Convenzione di Istanbul c'è diciamo all'interno di tanti protocolli viene utilizzata la versione plus con 20 fattori. I fattori di rischio sono raggruppati in 5 aree. C'è la prima area che considera i precedenti penali e quindi aggressione nei confronti dei componenti familiari. Qui parliamo dei componenti della famiglia d'origine o dei figli. Poi valutare se c'è stata un'aggressione passata nei confronti di estranei o di persone conosciute di vista, quindi persone non legate da una relazione familiare. Violazione pregressa della libertà vigilata o dell'affidamento in prova ai servizi sociali. La seconda area invece riguarda l'adattamento psicologico dell'uomo che ha agito violenza, quindi bisogna concentrarsi sul verificare se ci sono
dei problemi recenti di relazione. Cosa vuol dire? Vuol dire verificare se siamo in una fase di separazione dal partner, se ci sono stati degli importanti conflitti nella relazione nell'anno precedente l'insorgenza delle violenze. L'item 5, recenti problemi di recenti problemi di disoccupazione. Poi l'item 6, essere stata vittima o aver assistito a violenza domestica da bambino. Si tratta di uno dei fattori maggiormente rilevanti identificati nella letteratura che si occupa di valutazione del rischio. Recente uso e dipendenza da sostanze stupefacenti, recente intenzione o ideazione suicidaria o omicida. L'ideazione suicidaria è un fattore di rischio molto importante, e questo perché nella storia dei femminicidi è molto elevato il numero di omicidi, suicidi. Quindi quando esistono delle minacce suicidarie dobbiamo tenere bene a mente che è un fattore di rischio importante. Recente sintomatologia psicotica o maniacale, disturbi di personalità associati a sintomi di rabbia, di impulsività o instabilità comportamentale. La terza area è la storia di violenza domestica. Quindi dobbiamo approfondire se ci sono state delle aggressioni fisiche, se ci sono state delle aggressioni sessuali o una gelosia possessiva, se l'uomo ha utilizzato per minacciare la donna le armi e se è in possesso di armi, se c'è stata un'escalation della frequenza e nella gravità delle violenze, una pregressa violazione dell'ordine di allontanamento o di divieto di dimora, una minimizzazione o negazione della violenza domestica, atteggiamenti che supportano o giustificano la violenza contro le donne. E questo item riguarda una serie di credenze e di valori che incoraggiano modelli patriarcali di dominio maschile, atteggiamenti che giustificano la violenza fisica come forma per porre fine a un conflitto e per mantenere il controllo. L'ultima area ha a che fare con il considerare episodi recenti, quindi è simile all'area diciamo antecedente, ma bisogna concentrarsi sull'attualità. Quindi verificare se ci sono state gravi violenze o aggressioni sessuali, l'uso di armi o minacce credibili di morte e violazione dell'ordine di allontanamento o divieto di dimora, diciamo nel tempo molto ravvicinato all'ultima aggressione. Esistono poi fattori non menzionati nel SARA ma ritenuti rilevanti e significativi per valutare il rischio, e sono comportamenti di persecuzione e quindi stalking, torture nei confronti delle partner attuale ma anche delle partner passate. Questo è molto importante per ricostruire anche la storia di maltrattamento dell'uomo che sta agendo violenza. Spesso noi al centro antiviolenza ci troviamo proprio a conoscere diverse donne vittime dello stesso uomo. Questo ci serve sia per lavorare con le donne, perché è importante a loro restituire che non è colpa loro e non è che sono loro, diciamo, le vittime prescelte, ma che è quell'uomo che sa relazionarsi solo ed esclusivamente agendo violenza e mettendo in atto atteggiamenti di controllo e di potere nei confronti delle donne, quindi nei confronti di persone di sesso diverso dal suo. Violenze contro gli animali, e poi, come dicevo prima, verificare se c'è la disponibilità di un'arma da fuoco e se questa è stata utilizzata per minacciare le donne,
e, cosa importantissima, approfondire se i bambini hanno assistito alle violenze e soprattutto se i bambini sono stati vittime loro stesse di violenze. I fattori di rischio per la vittima. Allora, è importante tenere in considerazione gli aspetti di vulnerabilità della donna, e questo è importante perché questi aspetti possono metterla ulteriormente a rischio proprio per il tipo di comportamento che può agire. Quindi è importante tenere in considerazione le condizioni fisiche della donna, la paura, come dicevo prima, per la propria vita, la paura che il partner abbia pensieri suicidari, la sua fragilità emotiva, quindi vedere anche come si presenta, come sta, quanto è affaticata, il suo stato di isolamento, quindi quanto l'uomo è riuscito ad isolarla, se ha un supporto familiare, amicale o se è sola ad affrontare questo momento, quanto ha sviluppato già dei sintomi post-traumatici da stress e soprattutto fondamentali sono gli atteggiamenti di ambivalenza che può mettere in atto sia nel richiedere aiuto, sia nel lasciare diciamo la situazione di pericolo, perché questo la può portare ad avere atteggiamenti ambivalenti nei confronti del proprio partner e quindi a mettersi a rischio di recidiva e anche ambivalenza nello svelare la sua storia di violenza. E poi quanto la donna può negare o minimizzare il pericolo, e questo è importante perché se nella valutazione del rischio noi vediamo che sono presenti tanti fattori di rischio e che la situazione è ad elevato quindi rischio, ma la donna dice non ho paura, credo che non mi farà niente, non credo che corro rischio, è importante tenere a mente questo, che la negazione e la minimizzazione che sta attivando può essere un fattore di rischio per lei. Difficoltà a valutare quanto i suoi figli sono in pericolo e all'ultimo decidere di tornare dal partner. Perché è importante la valutazione del rischio? È importante per le vittime, per comprendere il livello di rischio che stanno correndo nel loro vissuto di violenza, per validare ciò che stanno vivendo e dare credito alle loro paure, per fornire strumenti per monitorare l'escalation della violenza. È importante poi per tutti gli operatori, noi in primis che ci troviamo a lavorare per la tutela delle donne vittime di violenza, è importante per raccogliere informazioni e valutare nella maniera corretta il rischio di recidiva o di escalation di violenza, per valutare a quale servizio inviarla, per fornire una base di partenza per facilitare il monitoraggio di quel caso da parte della rete multidisciplinare che si occupa della presa in carico della donna vittima di violenza, per restituire alla donna informazioni adeguate e corrette, nel caso degli operatori sanitari per decidere se proseguire con un referto giudiziario e punto focale per fare un corretto piano di sicurezza per la donna e assieme alla donna nel nostro caso. In sintesi, e qui chiudo, il focus della valutazione del rischio sono le donne vittime di violenza e i bambini. Le principali informazioni per eseguire una corretta valutazione del rischio ci arrivano proprio dalla donna vittima di violenza. La violenza può includere tutte le forme di violenza che sicuramente avrete approfondito nelle altre sessioni della formazione. Il processo di valutazione del rischio deve includere tutti gli indicatori che abbiamo elencato prima, la percezione del rischio espressa dalla vittima e poi la valutazione effettuata dal professionista.
Faccio una piccola scaletta della presentazione perché sono assolutamente consapevole di essere l'ultima, dopo degli interventi, devo dire, interessantissimi, nei quali mi sono sentita a casa, e dove però faccio una segnalazione. Se le cose funzionassero come ha illustrato il dottor Menditto, e se tutto quello che ha detto la dottoressa Francesca, adesso non mi ricordo più il cognome, grazie, metà di tutte le cose e tutti gli episodi di violenza, i casi di femminicidio, probabilmente ci sarebbe una grandissima escalation dei numeri di procedimenti, condanne, verosimilmente diminuirebbero gli episodi di violenza. Tutto questo in realtà accade poco. Quando si parla delle macchie di leopardo, io sono sempre preoccupata, sono una grande estimatrice della Procura di Tivoli e sono una grande estimatrice del lavoro che stanno facendo, e vi dirò di più, piccola digressione. Non solo stanno facendo, e spero che il dottor Menditto mi stia sentendo, non solo stanno facendo un grandissimo lavoro ovviamente nel loro circondario, ma solo per dirle che la sto ascoltando, no, ci sono. quindi sto attenta. No, non solo stanno facendo grandissimo lavoro nella loro sede, ma si stanno anche portando avanti un lavoro culturale importantissimo, mostrando quello che una procura attenta e sensibile a questi temi riesce ad ottenere dal punto di vista poi pratico, applicativo, perché ahimè questo non accade nella gran parte dei tribunali e delle procure nel resto dell'Italia. E questo è un problema enorme, al quale bisogna trovare soluzioni altre. Una cosa buona che sta ottenendo la Procura di Tivoli è che, e credo che neanche da loro sia tutto facile o sia tutto omogeneo ed uniforme, e proprio da queste voci difformi, che è giusto e normale che ci siano, attenzione, stanno anche creando una giurisprudenza delle corti superiori, perché se non sbaglio è da Tivoli che è partita sia il ricorso abnorme di cui ci ha parlato prima in caso dell'incidente probatorio proprio per i reati di violenza di genere, e è proprio da Tivoli che è partito anche, che è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale in materia di accesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi di violenza di genere, giusto? In questa dialettica ben venga, perché creare la giurisprudenza è fondamentale, perché da un contrasto su Tivoli, in questo caso è stata coltivata una giurisprudenza orientata ad una lettura rispettosa della Convenzione di Istanbul, della CEDAW che lei ha citato, e di questo possiamo beneficiare in tutta Italia. Quindi ben vengano questi contrasti, ben venga la possibilità di coltivarli, perché si crea quell'aspetto di elaborazione che è necessario anche nella dialettica tra le parti, e che può essere svolto e che crea nuovo sapere. E in questo senso quindi sono felice di incontrare il dottor Menditto e sono felice di quello che stanno creando. Ecco, ma sono consapevole, e è un esempio del fatto che neanche all'interno della stessa realtà di Tivoli è tutto accolto. Solo che c'è una differenza. Quando la procura è una procura che crede a queste interpretazioni, che crede all'applicazione del codice rosso in un determinato modo, è molto più facile. Perché se questo ruolo manca, chi tiene sveglia quella voce? Chi parla per le persone offese? Cosa possono fare le persone offese? E questo è il ruolo che io seguo, rivendico e nel quale credo molto.
e che comporta una fatica enorme laddove la procura non ha questa stessa sensibilità. Ed è per questo che nella mia presentazione, proprio per creare un collegamento e una continuità con quello che è stato detto da chi mi ha preceduto, partirò dalla valutazione del rischio, ma dalla valutazione del rischio applicata alla fase cautelare, soprattutto laddove quella valutazione del rischio è sconosciuta, non è applicata e peggio ancora neanche quando gli viene mostrata viene utilizzata. Perché qui noi ci troviamo come avvocate e avvocati, qui parliamo tra di noi, capita di seguire una persona offesa che percepiamo o noi personalmente, e trovo preziosissimo l'intervento che è stato fatto prima di me per darci degli strumenti, così come le domande fatte. Come facciamo noi, avvocati e avvocate, che seguiamo la persona offesa, ad avere contezza del pericolo che effettivamente segue? Noi abbiamo una possibilità enorme, è una risorsa infinita, che è quella di chiedere il supporto dei centri antiviolenza. Non temiamo di sbagliare nell'inviare le nostre assistite che lamentano qualsiasi tipo di violenza ai centri antiviolenza. I centri antiviolenza sono una risorsa fondamentale, imprescindibile per gli avvocati e le avvocate. Non vi rubano i clienti, non vi disconoscono di fronte ai clienti e sono una risorsa da attivare sempre, perché facilitano moltissimo il lavoro di avvocati ed avvocate, come per esempio in materia di valutazione del rischio. Non pensate di fare da soli o da sole. La valutazione del rischio, come ha detto chi mi ha preceduto, è una valutazione da fare in coro, collegiale, ognuno dal proprio punto di vista. Noi avvocati e avvocate facciamo domande diverse perché non ci servono quelle informazioni nella maggior parte dei casi. Quindi è bene che lo chiedano persone qualificate che si occupano di violenza. Dicevo, parlerò molto dell'applicazione della valutazione del rischio nelle fasi cautelari, parlerò molto degli strumenti in capo che possiamo attivare noi difensori della persona offesa nei casi in cui non abbiamo quella procura sensibile, o anche magari ci saranno delle volte che anche le procure sensibili non vedono alcuni aspetti. Quindi nel cercare un'interlocuzione con le autorità inquirenti, requirenti, in genere perché sia presa in considerazione ogni aspetto rilevante per la tutela, perché in questa fase stiamo parlando di tutela della persona offesa. Accennerò alle misure di prevenzione solo per quanto riguarda le novità introdotte col codice rosso, e questo per due motivi. Primo, perché le misure di prevenzione prescindono dalle persone offese. Non c'è niente che possiamo fare una nostra brava memorietta sollecitando la procura, ma non c'è niente che si possa fare per attivarle. A differenza del normale procedimento, la misura di prevenzione non ci riguarda, cioè, o meglio, ne potremmo beneficiare, però è completamente, e ovviamente io ritengo che sia anche giusto così, però dipende dalla procura. Okay? Possiamo dire che è importante sapere che esiste e quali sono gli ambiti applicativi, però la persona offesa può fare poco o niente su questo, e quindi piuttosto sarà il dottor Menditto, che è molto più esperto di me in questo, ad intervenire o a darci delle indicazioni su come intervenire. Sono sempre prontissima ad imparare nuove strategie per sollecitare le autorità giudiziarie. Grazie di tutto quello che ha detto, è tutto perfetto, condivido tutto, per quello che può contare la mia opinione, però sulla domanda specifica non dovete dare tregua alle procure anche in materia di misure di prevenzione, perché
i pubblici ministeri non sempre conoscono questo strumento, che è molto particolare, come dirà lei o si vedrà in un altro incontro, però è molto efficace, e una volta che l'avvocata ha scritto al pubblico ministero facendo una memoria e dicendo che ha paura che la donna sia ammazzata o che possa essere aggredita, il pubblico ministero è responsabilizzato e probabilmente si darà da fare. Quindi, come dire, non abbiate timore a scrivere alle procure quando ritenete che ci siano i presupposti. Su questo, quando ci sono i presupposti, è un po' complicato, però mettete nell'angolo, mi permetto di dire, come noi PM vogliamo mettere nell'angolo i difensori quando è necessario, i difensori a noi è un modo, diciamo, che utilizzo semplice per parlare, cioè non abbiate timore di scrivere e a manifestare il vostro timore, poi il PM farà quello che ritiene, va bene? Scusi, mi allontano, però mi collegherò, non vedrete il volto, insomma, solo per questo. E grazie. Ritorno? Ci sono? Grazie, grazie mille. Questo è un suggerimento, dopo lo dirò. Un breve video per interrompere tutte le parole che diciamo. Ditemi se si sente. Fate un cenno, Paola. Grazie. Scusatemi. A proposito della valutazione del rischio, questo è un video che è stato fatto da Dire nella campagna si chiama In che stato siamo, che punta a far conoscere le raccomandazioni che il gruppo di esperti sulla Convenzione di Istanbul ha fatto all'Italia. Quello era un video specifico sulla valutazione del rischio, perché la valutazione del rischio è sconosciuta e è disapplicata e questo fatto è gravissimo e è però anche particolarmente difficile da inserire nell'attività dei tribunali. Per probabilmente un linguaggio diverso, esperienze diverse, spesso succede che questa valutazione venga fatta a livello esperienziale e questo ovviamente è molto grave. Ci sono in realtà degli obblighi precisi in capo alle procure che impongono di applicarla questa valutazione del rischio ed applicarla in modo molto serio e specifico. In questo senso porto delle indicazioni che sono state date dalla Procura della Repubblica di Bologna con la dottoressa Russo, che al pari del dottor Menditto fa parte di quei procuratori che portano avanti un'elaborazione molto attenta di come gestire i casi di violenza maschile nei confronti delle donne. E ci dice la Procura di Bologna che è importante fare la valutazione del rischio per 3 motivi. 1. È prevista dalla Convenzione di Istanbul. Il comma 1, la Convenzione di Istanbul dice che gli Stati devono valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione, il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, adeguato sostegno. E questo l'ha già detto chi mi ha preceduto. Seconda ragione, la Corte europea dei diritti dell'uomo, TALPIS.
L'Italia è stata condannata in relazione a questa persistente inerzia degli organi dello Stato a fronte di condotte maltrattanti. So benissimo dove sono e so benissimo che la sentenza Talpis è nota a tutte voi. Quello che mi addolora, e ve lo dico, è che prima di venire mi sono informata su come, no? Perché vengo qui, vi cito la sentenza Talpis e siamo a casa del caso Talpis. E quello che mi ha colpito è che io ho visto che sono intervenuti una circolare subito dopo la sentenza, però questa circolare, e questo vale ovunque, questa circolare è intervenuta dopo la sentenza Talpis della Corte Europea 2017, non dopo il fatto. Questo è, secondo me, uno dei nostri grandissimi problemi, non del territorio di Udine, per carità, ovviamente siamo uguali dappertutto, è una base di irresponsabilità. Deve venire la Corte Europea a dire che c'è stata inerzia, perché non abbiamo un meccanismo interno di responsabilità in questo senso. Non dico colpe, però io quando penso, ci sono dei casi che ci lasciano senza fiato, perché quando io penso, noi siamo un paese in cui Federico Barakat è stato ammazzato nel corso di un incontro in spazio neutro da un uomo che portava un coltello, figlio di una madre che diceva continuamente che aveva paura che lo ammazzasse. Bene, siamo un paese in cui di quello nessuno si è preso alcuna responsabilità e questo a me spaventa, ve lo dico, e secondo me è parte del problema. In questo senso la Convenzione di Istanbul chiede all'articolo forse 29, aspetta che lo cerco perché non è il nostro tema, però secondo me è fondamentale, sì, è l'articolo 29, ci dice che le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime risarcimenti civili, ma attenzione, nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o protezione nell'ambito delle loro competenze. Mi chiedo se e mai quando avremo questo tipo di responsabilità e forse questo permetterebbe l'adozione e permetterebbe di prendere sul serio dei protocolli, prendere sul serio la valutazione del rischio multisettoriale, non di uno che fa le crocette, perché attenzione, il rischio è anche quello, deve essere presa sul serio, non ci sono formule magiche, non c'è la bacchetta magica, c'è la necessità di prendere sul serio questi reati, valutandoli caso per caso. Quindi dicevamo, abbiamo detto Convenzione di Istanbul, Corte Europea dei diritti dell'uomo, scusatemi, la risoluzione del CSM, già citata plurime volte. Il magistrato requirente e quello giudicante debbono prestare un'attenzione prioritaria al rischio che le violenze subite dalla vittima si ripetano nel tempo e degenerino. Questi passaggi li ho presi da quella circolare della Procura di Bologna, che conclude in materia di valutazione del rischio dicendo: l'inosservanza di tale dovere di verifica non solo può incidere nel determinismo dei reati più gravi, ma può altresì costituire fonte di responsabilità a carico del magistrato o degli altri operatori qui ho scritto sbagliato, scusatemi, l'ho copiato, ma cui siano addebitati profili di negligenza. Perché forse io una delle cose che sto cercando sempre di fare è responsabilizzare ogni soggetto. Perché come noi avvocate e avvocati rispondiamo
quando non consideriamo alcune cose, è importante che tutti i soggetti che entrano in contatto con questi reati siano responsabilizzati. Perché la tendenza alla banalizzazione delle situazioni è troppo forte. E andiamo a che cosa possiamo fare. Ultima mia slide, quindi non preoccupatevi, ve la metto lì come memento. Cosa possiamo fare? Come ha già detto il dottor Menditto, noi dobbiamo scrivere, 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 scrivere. Il difensore della persona offesa non ha altri strumenti, ma è uno strumento potente perché permette di mettere dei paletti che in una fase proprio precedente, all'inizio, può essere una fase di impulso, la denuncia querela. Ma dopo la denuncia querela, la persona offesa dovrebbe rimanere silente fino a quando si instaura il processo, no? Quando può diventare parte del processo come parte civile. Ma come persona offesa ha altri strumenti. I due più importanti sono l'articolo 90, che ci dice e ci permette di interloquire in continuazione, anche indicando elementi di prova, ma scrivendo memorie, portando elementi conoscitivi al magistrato. E questo è fondamentale perché ci sono, soprattutto in questi reati, tutta una serie di elementi, circostanze, anche possibili fonti di prova, che conosce solo la persona offesa. E solo parlando con la persona offesa in determinate modalità e contesti possono emergere. E questo è un dovere del difensore della persona offesa, farli emergere, e in questo senso la collaborazione con un centro antiviolenza è fondamentale, utilissima, aiuta. Quando il centro antiviolenza ricostruisce la storia con la donna vittima di violenza, raccoglie informazioni preziosissime che noi, avvocati e avvocate, non abbiamo né tempo né modo né la professionalità per raccogliere. E allora, se la donna è seguita da un centro antiviolenza, ci si può far dare indicazioni in questo senso. Perché a noi, quando noi chiediamo continuamente, scusate, scusi, chi indico come testi? Chi è che ci dice? E la persona offesa, la nostra assistita in quel caso, difficilmente sa darci indicazioni, perché 9 volte su 10 ci dice, ah no, ma non lo sa nessuno. Ma se le si parla nel modo giusto, se le si chiedono le cose nel modo giusto, ci darà le indicazioni. Perché se io le chiedo, certo, se ti ha picchiato in casa, nessuno era presente, ma per caso ti sei mai sfogata con la tua collega? Ti sei mai sfogata con la tua amica? E magari quella collega e quell'amica è quella che ha visto molte più cose di quante la persona offesa sia in grado di dire. Perché lei non lo sa che quelle cose erano visibili. E in questo caso cosa si fa? Memoria al pubblico ministero, articolo 90, indicazioni di elementi di prova. Sentite Tizio, Caio e Sempronio. Elementi di prova. Allo stesso modo, sempre tramite l'articolo 90, il difensore della persona offesa può e deve dare indicazioni sulla valutazione del rischio, su tutti quegli elementi che sono stati citati che il pubblico ministero probabilmente non sa, né può sapere, perché dovrebbe sentire la donna ogni 3x2. Però se la donna è seguita da un centro antiviolenza, se questo centro antiviolenza ci dice attenzione perché qui ci sono dei campanelli d'allarme che ci preoccupano, allora il difensore della persona offesa fa immediatamente una memoria nella quale dice attenzione, valorizzo questo, e dopodiché dipende dai centri e dalle case rifugio, ma si può anche dire acquisite la valutazione del rischio da parte di quel soggetto, che è un soggetto straqualificato.
e se lo ignorano si assumono una responsabilità enorme. E io, per esempio, questo lo sto facendo. Un caso anche recentissimo, ma evidenziando le indicazioni, non basta dire dovete farlo, no, io evidenzio anche che è lo stesso CSM che dà questa indicazione. Non vuoi ascoltare l'avvocata che difende la persona offesa, che è la solita che ti porta all'attenzione tutte queste cose? Ok, il CSM ti ha detto che la devi fare, e se ti dico che il centro antiviolenza e la casa rifugio è preoccupata, se non la ascolti ti assumi delle responsabilità. Perché quando mi si dice che sì, forse che un tizio che ha violato la casa rifugio a indirizzo segreto, che in 10 anni non è mai stata violata, per la prima volta uno è arrivato a seguire la sua ex compagna per minacciarla davanti alla casa rifugio, è una situazione molto grave, ascolta la casa rifugio, se non, la risposta è sarà stato nervoso perché c'era un'udienza, allora qui non sappiamo neanche di cosa stiamo parlando, perché sono indicatori di rischio altissimi. Non è essere nervosi, è una fase particolarmente pericolosa per la vita di una donna. E questo deve essere una conoscenza che, se non hai tu personalmente, la devi chiedere a chi ce l'ha. Case rifugio, centri antiviolenza. L'altro grande strumento che ha la persona offesa, che si sovrappone all'articolo 90, però è specifico per la fase cautelare, è l'articolo 299. Quindi quella possibilità di instaurare un minimo contraddittorio nella fase cautelare, ossia quando il difensore dell'imputato chiede, o anche il pubblico ministero, chiunque, chieda una modifica della misura cautelare. Questo è un momento fondamentale ed importantissimo. Perché? Perché le violazioni espresse, palesi, oppure quelle più sottili, più dubbie, o anche quelle taciute, violazioni della misura cautelare, le conosce sempre e solo la persona offesa. Il soggetto nei cui confronti si applica, o meglio, quello che beneficia della tutela, scusatemi, che beneficia della tutela della misura cautelare, è la persona offesa. Una delle grandi responsabilità del difensore della persona offesa è controllare e raccomandare sempre che segnali le violazioni di una misura cautelare. Vi sembrerà banale, ma succede spessissimo che la persona offesa non chiami le forze dell'ordine in caso di violazione della misura, del divieto di avvicinamento, del divieto di contatto e del divieto di frequentare determinati luoghi, per un sacco di ragioni. Perché, ce lo diceva prima la dottoressa, è la stessa persona offesa che in alcune fasi minimizza il pericolo, giustifica la condotta. È solo andato a scuola a vedere, sperava forse di vedere i figli, o voleva solo chiedermi delle cose, ha solo provato, ma io non ho risposto. Di tutte queste violazioni, nella maggior parte dei casi, l'autorità giudiziaria non sa nulla. Di condotte parallele, l'autorità giudiziaria nella maggior parte dei casi non sa nulla. Un po' è fisiologico per il tipo di reato, un po', non lo so voi, ma per mia esperienza non ho mai visto una pattuglia dei carabinieri andare a monitorare il rispetto di questo tipo di misure. Non li si vede mai, non lo so, presidiare le scuole quando c'è un divieto di avvicinamento alla scuola, in orario di presa e restituzione dei figli. E quindi un po' è anche fisiologico. Quindi queste informazioni le ha solo
la persona offesa. Quindi è importantissimo che nel momento in cui la persona offesa riceve la notizia della richiesta di modifica della misura, che di solito valorizza cose del tutto irrilevanti, ed è giusto, ognuno nel proprio ruolo, per carità, però sono passati 2 mesi, è stato bravissimo, ha sempre rispettato la misura, è stato incardinato il procedimento per la separazione, la situazione si è calmata, vuole tanto rivedere i suoi figli, modificate la misura autorizzandolo a vedere i figli, questa è la migliore delle ipotesi, oppure ha trovato una nuova abitazione, hanno iniziato la separazione, revochiamo la misura. Ecco, in queste fasi la voce della persona offesa non può che essere sentita tramite un difensore. Per mia esperienza, nessuna persona offesa autonomamente, nei 2 giorni di tempo che ci sono, ai sensi dell'articolo 299, e lo dico, siamo tutti e tutte avvocati e avvocate, però lo ripeto, l'articolo 299,3 prevede che nei reati commessi con violenza nei confronti della persona, e sono tutti i reati commessi, tutti i reati che rientrano, diciamo, nello stalking, maltrattamenti, violenza sessuale, e con una definizione molto ampia, sono stati ritenuti tutti i reati di violenza di genere, con una sentenza delle sezioni unite illuminata e illuminante del 2016, in caso di richiesta di revoca della misura hanno 2 giorni di tempo. Cos'è questo bip bip? Scusatemi, che c'è ogni tanto, lo sentite anche voi? Sì, sì. Chi si collega chiede di entrare. Ah, in ritardo, chiedo scusa, no, credevo fossero mementi per me. Ok, e velocemente deve essere notificato a pena di inammissibilità. La richiesta di modifica della misura deve essere notificata alla persona offesa e al suo difensore. Attenzione, e al suo difensore è un aggiornamento del codice rosso. Su questo ci sono una serie di dettagli applicativi ed interpretativi che, non lo so, qualcuno forse potrebbe fare una tesi su questo, perché dipende tantissimo da ogni, da tribunale a tribunale, da GIP a GIP anche, credo. Perché? Comunico alla persona offesa. L'ultima che ho visto è notificare alla persona offesa con una raccomandata. Raccomandata 1. Il difensore deposita la richiesta con allegata la prova dell'invio. Ovviamente in tempi di Covid sappiamo come funziona il ricevimento delle raccomandate, perché per noi avvocati e avvocate siamo in studio, ci arrivano in studio. A casa il postino non consegna più la posta, lascia l'avviso di raccomandate normali, e la raccomandata può poi essere ritirata solo in determinati giorni, non prima di un certo giorno. Questo comporta che tra l'invio di quella raccomandata, anche se è una raccomandata 1, e la ricezione della raccomandata, può passare anche più di una settimana. Nel momento in cui il difensore dell'indagato mi deposita l'istanza con copia della prova dell'invio della raccomandata, non mi dice niente di quando la persona offesa l'ha ricevuta. E quindi nel mio caso qui avevano fatto la modifica della misura cautelare senza minimamente dare la possibilità alla persona offesa di interloquire. E il giudice mi ha tranquillamente risposto: no, avvocato, lui mi ha mostrato che aveva notificato, non posso mica anche aspettare che tornino le cartoline. Però questo svuota completamente la possibilità per la persona offesa di interloquire.
Comunque, quando arriva, quindi è molto importante che in questa fase la persona offesa abbia già un difensore, perché questo problema non si pone, cara vecchia PEC, lo si sa subito. E in questo, l'ho già menzionato prima, sentenza della Corte Costituzionale, titolo di reato, patrocinio a spese dello Stato per tutte le vittime di quei reati. Su questo io lavoro spesso, faccio tante consulenze ai centri antiviolenza, troppo spesso le donne non sono informate da parte nostra, degli avvocati e delle avvocate, e io sono sicura che sia in assoluta buona fede, però questo è un aggiornamento che dobbiamo avere, devono essere informate della possibilità di usufruire del patrocinio a spese dello Stato. Perché moltissime donne, se sanno di non dover pagare l'avvocato o l'avvocata, certo che se lo prendono l'avvocato. Se lo sanno di doverselo pagare, un'altra delle scuse con cui non si tutelano. Quindi, io non ho fatto ancora mai segnalazioni, però forse prima o poi i centri antiviolenza decideranno di muoversi in questo senso. Non voglio più sentire di donne alle quali queste informazioni non viene data. Perché è vero che nella fogliata di informazioni che danno quando vanno a fare la denuncia c'è anche quell'informazione, ma non la colgono. Deve essere l'avvocato, quando loro vanno, anche se quell'avvocato non è iscritto alle liste, l'informazione la deve dare e deve dire: signora, lei può essere assistita in patrocinio a spese dello Stato, eventualmente con un'altra persona. Però questa è un'informazione doverosa. E quindi per quello l'ho inserita, è molto importante darla. E con il patrocinio a spese dello Stato, quindi è anche più facile che la persona offesa sia coperta nella fase cautelare. Cosa succede? Due informazioni sull'articolo 299, perché anche lì continuo a vedere casi in cui non viene notificata la richiesta di modifica della misura, non viene notificata la richiesta di, oh mio Dio, attestiamo la mia presenza? No. Sì. Okay. Lasci pure, collega, non lo chiuda perché altrimenti viene chiuso per tutti. Ah, ok, va bene. Forse Lo metta in parte se le dà fastidio. Ah, ok, no. Ditemi solo se lo devo fare. Velocissimo. L'articolo 299, cosa succede se non viene notificato? Il codice ci dice che la richiesta di revoca, modifica della misura è inammissibile. Cosa succede se pubblico ministero e giudice non se ne accorgono? Perché succede spessissimo. Anche perché per il difensore della persona, dell'indagato, non cambia tantissimo, la ripresentano, la rinotificano. Cosa succede? Quali sono gli strumenti per la persona offesa? Anche lì, come sempre, la giurisprudenza, e tutti noi che facciamo questo lavoro lo sappiamo benissimo, inizialmente la giurisprudenza cambia completamente. In assenza di rimedio, non c'è un rimedio, ci dice l'istanza è inammissibile e ciò nonostante è stata non solo presentata, ma c'è stato un parere favorevole e c'è pure stato l'accoglimento. La persona offesa a quel punto, nella migliore delle ipotesi, quando tutti sono attenti, viene informata. Che strumenti ha per dire scusatemi ma io non sono stata informata? Inizialmente la giurisprudenza diceva ricorso per Cassazione. Poi è cambiato completamente l'orientamento e oggi l'orientamento pacifico è che non è possibile fare ricorso per Cassazione, ovviamente non essendo uno dei casi previsti dalla legge e non essendo a tutela della libertà, perché non è l'indagato che ricorre, la richiesta deve essere fatta al pubblico ministero.
segnala al pubblico ministero che non è stata notificata la richiesta di modifica. Il pubblico ministero a quel punto, dipende poi dai termini eccetera, fa l'appello cautelare segnalandolo. Io ho visto addirittura fare dei provvedimenti in autotutela, però insomma queste sono cose che vanno al di là della norma. In questo caso si chiede al pubblico ministero cosa succede quando sono passati mesi e mesi, perché capita. E la persona offesa lo scopre dopo mesi e mesi, perché non è neanche stata informata della modifica della misura. Lì uno potrebbe ovviamente dire era inammissibile ab origine, ma non ha più nessun interesse, ha difficilmente senso avanzare questo tipo di richieste. E questo fa parte di uno di quei casi in cui, se il pubblico ministero non è particolarmente attento e sensibile a queste materie, è veramente difficile per la persona offesa prendere voce. E in questo caso è ancora più importante che il difensore della persona offesa sia presente e, come dicevo prima, scriva, perché ha, come è già stato detto, tutta l'impostazione delle indagini per questo tipo di reati sconta un bagaglio culturale che ogni soggetto si porta dietro e che le norme non sono sufficienti a superare, a modificare, ad incidere. E questo vale per i pubblici ministeri, per i giudici, per noi avvocati e avvocate. E quindi se ogni soggetto si attiva nel massimo delle potenzialità, questo è molto, le differenze, ecco, sono molto meno, insomma, meno gravi, ecco, per cui a fronte di magari un pubblico ministero super attento, ma una polizia giudiziaria che ha molti pregiudizi. Allora, per compensare questo, la persona offesa deve scrivere tantissimo tramite un difensore. Per la fase cautelare, la persona offesa poco altro può fare. Io sono una grande sostenitrice dell'utilizzo, ultima cosa, della direttiva vittime, che deve essere conosciuta oltre la parte che è stata recepita tristemente nel nostro codice. Io ritengo che il nostro codice abbia recepito in modo veramente riduttivo le indicazioni della direttiva vittime e che ci siano gli spazi e molti spazi sia per utilizzarla in modo diretto, perché sappiamo che è una direttiva, quindi nelle parti sufficientemente chiare e prescrittive può essere applicata direttamente. E ci sono molti aspetti che possono essere utilizzati. In questo senso, per esempio, secondo me, la partecipazione, la comunicazione dell'udienza del riesame potrebbe rientrare in questo. Noi sappiamo che la persona offesa e il difensore della persona offesa non vengono solitamente avvisati perché non sono parte processuale dell'udienza del riesame. Ci sono segnali da parte sia della dottrina che della giurisprudenza che ci dicono che la persona offesa può e deve essere informata, può tramite il suo difensore partecipare all'udienza del riesame. Stessa cosa, ed è l'ultima sulla fase cautelare, mi sento di dire per l'applicazione, la richiesta di applicazione pena in fase di indagini, che è a mio avviso un vulnus per quanto riguarda il diritto di informazione della persona offesa. La persona offesa per la direttiva vittime ha diritto di conoscere della data dell'udienza e del capo di incolpazione
no? Lo chiamano. Nel nostro codice la persona offesa non viene informata in caso di applicazione pena nel corso delle indagini, con un difetto di informazione. È vero che non potrebbe fare niente, non può costituirsi, non può chiedere, non può fare niente, però potrebbe fare una memoria e potrebbe chiedere che alcune circostanze, insomma, o potrebbe anche proprio portare nuova conoscenza e nuovi elementi di prova, e su questo non viene data informazione. E invece secondo me bisognerebbe insistere in questo senso e chiederla. Chiudo con un brevissimo cenno sulle misure di prevenzione, perché le misure di prevenzione non lo sappiamo, ce lo aggiorniamo, sono appunto questo strumento ulteriore, attivabile nella maggior parte dei casi, per mia esperienza, da parte della procura, che ne chiede, e si basa solo non sulla colpevolezza, ma sulla pericolosità di determinati soggetti stabiliti a monte dalla legge. Abbiamo il decreto legislativo 159 del 2011 che all'articolo 4 e 8 è stato profondamente aggiornato dal Codice Rosso, che ha incluso tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione espressamente i soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 612 bis e 572. C'era già scuola di pensiero che prevedeva l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti dei soggetti pericolosi, e perché li facevano rientrare nella categoria dei reati gravi. Oggi sono espressamente previsti, e insomma, raccoglierò questo invito del dottor Menditto di sollecitare, perché basandosi cioè il procedimento applicativo è diverso, cioè siamo fuori dal procedimento penale, è un procedimento diverso, applicato dal giudice, richiesto lo stesso dal pubblico ministero, con dei parametri però diversi. Sono parametri che riguardano la pericolosità, e nella fase applicativa, applicati quindi dal tribunale, ma nella fase applicativa quello che è importante è che è stato introdotto la possibilità di integrare le prescrizioni col divieto di avvicinamento alla persona offesa. Allora, devo dire che ci sono dei casi che per mia esperienza, per fortuna, sono rari, di quei soggetti iperrecidivi, che sono quei soggetti che malgrado condanne, misure cautelari, addirittura magari dal carcere, continuano a molestare, minacciare in un modo terribile. Sono quelle che sentiamo anche nei giornali, che non smettono. Ecco, in questi casi le misure di prevenzione probabilmente sono l'unica reale soluzione per mantenere quel minimo di protezione e di tutela per la persona offesa, perché riattivare continuamente procedimenti penali è evidente che non è efficace, insomma non è sufficiente. La misura di prevenzione in questo senso permette, considerato che riguarda solo la pericolosità, è una valutazione che poi copre anche un periodo bello lungo, perché dura fino a 1 anno e mezzo, può essere uno strumento utile. Ecco, scusate, mi sono un po' dilungata, chiedo scusa.